Io sono 11 ore che sto camminando, ininterrottamente. Suddenly, the world I used to know, I see it differently. You woke me from a dream, now here's reality. Baby, baby, you are really hurting me. 'Cause every time you tell me I look good and that I'm doing fine, but nothing ever changes. And now I see, baby, you are hurting me. Bene, buongiorno squadra, sono con il grandissimo Alex che lo ringrazio perché ogni volta mi porta con lui A fare quelle difficili. nonostante quello che gli combino, però bravo, sei un ragazzo d'oro, Quello che faremo oggi ve lo racconta lui. Allora, oggi siamo partiti dall'altopiano del Montasio, abbiamo appena passato il rifugio di Brazzà, adesso abbiamo appena passato anzi anche il bivio che abbiamo superato la scorsa volta, quello che porta su al Ceria Merlone e Luca Guerica. Adesso andiamo in direzione Forca dei Disteis. Alla Forca dei Disteis c'è un bivio, a sinistra si prende la cresta ovest che sale per il canalone Findenegg e si passa per il bivacco Suringar, invece noi prenderemo a destra. Perché siamo ragazzi prudenti, siamo. Prudenti. Ecco, quella dei ragazzi prudenti ve la spiego subito. Il motivo perché abbiamo fatto la via normale c'è ed è questo. Allora, questa è la famigerata cresta che si deve fare salendo dalla via Finderneck e che io non me la sono sentita di fare perché è molto esposta. Allora, grazie Ale per non aver insistito, magari la prossima volta prendo coraggio e la rifacciamo. E quindi saliremo attraverso la nuova scaletta Pippa, una scaletta di recente costruzione che è stata installata un paio d'anni fa a sostituire quella vecchia che era già pericolante, traballante. E da lì, una volta arrivati in cima alla scaletta, si arriva alla Forca Verde e poi c'è tutto il percorso della cresta sommitale dello Iof di Montasio e poi si arriverà in cima. Che bravo che sei. Cioè, io non sapevo che avremmo fatto tutta sta roba oggi. Oggi faccio le veci di Cristina. Esattamente. Se andavo da solo e invece di questa spiegazione avevate un vado di là, ecco, questo qua era il massimo. Ci ho messo mezz'ora a fargli capire come si dice Findenegg. Prova a dirlo? Findernegg. L'ho detto giusto? No. Ah, ok. Quindi via si parte. Mandi. Bene, primi 30 minuti di escursione. Alex ha detto vai avanti tu e ovviamente abbiamo sbagliato sentiero e stavamo andando sul Terra Rossa. Veramente, cioè, io non lo so come riesce a caderci ancora. Mia moglie non più ormai perché mi conosce benissimo, ma lui si fida ancora. Saprà dove va? Assolutamente no, ma io l'ho sempre detto, seguitemi sul canale e non seguitemi sui sentieri perché è estremamente pericoloso. Bene, tagliamo un pezzettino in mezzo all'erba e recuperiamo il sentiero che comunque insomma è qua vicino. Testato con successo durante la salita al Werrick, dove ad accompagnarci sono state condizioni meteo pessime, abbiamo dato per scontato che unendo la mia sfiga e la sua il risultato era praticamente matematica. Tratta 1, imbragati. Partiamo? Si parte, dai. Carichi. Che nuvoloni, non si vede niente. E se fossimo qua a Lignano la stessa roba. Porca gioia. Da su si apre, si apre. E quindi, dopo il successone al bivacco Werich, abbiamo deciso di riprovarci. E come per incanto la magia si è ripetuta. Nuvole basse e ancora nuvole basse. Ma arrivate alla fine del video perché vi renderete conto che la perseveranza ci ha premiato. E come se ci ha premiato. Buongiorno. Buongiorno. Allora ragazzi, da dov'è che venite voi? Da Tolmezzo. Un saluto agli escursionisti di Tolmezzo. Sulle mani! Fantastici, simpatici.
Allora, niente sassolino perché me lo sono dimenticato a casa, testa vuota. Ma a questo punto, salutata come si deve la vetta, siamo tornati sui nostri passi scendendo dalla Pipan e visto che le nuvole incominciavano a diradarsi, abbiamo pensato di fare il leva, speranzosi di goderci un tramonto da favola sulla cima di Terrarossa. E così è stato. Allora, percorso impegnativo EEA, siamo alla tratta numero 1 e una bellissima cengia estremamente panoramica ed estremamente panoramica sarà. Bene. I'm dying. I know you're playing your part, but baby, it's breaking my heart. How could I know if you don't need me? Just let me know and I'll go. I know you're playing your part, 'cause I go, but baby, it's breaking my heart. How could I know? If you don't need me, just let me know and I'll go. Allora, questa è la montagna, perché vedete noi abbiamo camminato per 7 ore nel nulla, cioè non si vedeva assolutamente niente. E poi di colpo si apre tutto e ti fa innamorare. E ti fa ritornare la volta successiva. E la volta successiva e la volta successiva. Perché la montagna è questo. È amore a prescindere. Bello, Molto bene. bello, Molto, molto bene. bello. Beh, Ma dove ti porto? guarda, io non saprò mai come ringraziarti. Wow. Grande. Siamo stati bravissimi. Allora, cima di Terrarossa raggiunta dopo 11 km di percorso e ragazzi qua la luce è incredibile, siamo stati molto fortunati perché durante tutta la giornata le nuvole hanno coperto il panorama e alla fine insomma la montagna ci ha fatto un grandissimo regalo. Da qua Alex adesso sta facendo delle dronate, poi le pubblicherà lui, le pubblicheremo, insomma qualcosa di immenso, direi immenso. Lo Iofi, leva, cima di Terrarossa, è stata una giornata fantastica. Questa volta alla fine non vi lascio i dati tecnici del percorso perché estasiato da tanta bellezza mi sono dimenticato di attivare praticamente tutto. Non posso che ringraziare Alex per avermi concesso le sue giornate che sono realmente pura poesia, per il supporto tecnico e la simpatia. È stato tutto bello, veramente tutto bellissimo. Andate a dare un occhio al suo canale perché è tanto bravo, veramente tanto bravo. Con questo vi ringrazio, come sempre zaino in spalla, fate i bravi e ci vediamo al prossimo video. Ah sì, iscrivetevi al canale. Ciao!